Si sono registrati negli ultimi giorni i primi 2 casi di malattia di West Nile nella Bassa Padovana. Sono anche i primi 2 casi che si registrano per la regione del Veneto. È un dato che non ci sorprende, in quanto già da un paio di settimane erano stati registrati nella parte sud della regione del Veneto delle zanzare con il virus, quindi trovando zanzare con il virus era verosimile pensare che alcune di queste potevano pungere soggetti fragili che manifestavano poi i sintomi di malattia. È il caso appunto di queste 2 persone ricoverate con sintomi neurologici, una persona di poco più di 70 anni e un'altra più avanti con l'età di oltre 80 anni, che hanno avuto appunto di sintomatologia neurologica, sonnolenza, prevalentemente come sintomo principale. Quindi sono alle cure del caso. Però, come diciamo sempre in questi casi, essendoci le zanzare infette, quello della protezione personale con i repellenti, le maniche lunghe, i colori chiari e la zanzariera se si dorme la sera con le finestre aperte sono sempre delle indicazioni fondamentali per proteggere la propria salute.